Ciao tifoso partenopeo, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella per continuare a ricevere le ultime notizie dal Napoli. La decisione di Spalletti dopo Napoli-Lazio è un avviso anche per i tifosi. Luciano Spalletti ha preso una decisione in vista della prossima sfida di campionato. E quella giusta. Luciano Spalletti si è detto un po' rammaricato per il modo in cui è maturata la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ma gli azzurri non hanno nulla di cui pentirsi. Considerati i dati e i numeri del match, c'è stato un pizzico di sfortuna in più. Basti vedere la traversa che ha colpito Osimhen sullo 0-1 per la squadra biancoceleste. Il margine di vantaggio sulla seconda, però, lascia dormire sonni tranquilli, a patto che restino le mani sul manubrio e la barra alta per continuare al meglio la stagione. Vietato abbassare la testa e prossime sfide da preparare al meglio, Luciano Spalletti non vuole cali di tensione, ma soprattutto non vuole sentire pensieri pessimistici dopo la sconfitta contro la Lazio. La sua decisione di regalare qualche giorno di riposo ai ragazzi dopo la partita di ieri è un avviso anche ai tifosi, che passano facilmente dal morale alto alla depressione. Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà lunedì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma a sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A, facendo tesoro della sfida di ieri, che potrà essere propedeutica per continuare il cammino verso il traguardo. Tifoso azzurro, lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale perché presto ti aggiornerò con le novità dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!